bomba d'acqua nel pomeriggio si abbatte sulla zona del Montello, colpite soprattutto Cornuda e Crocetta con allagamenti e pesanti disagi. Bomba alla sede del K3, arrestato dalla polizia un 42enne spagnolo anarchico, in manette anche un complice che l'ha tenuto nascosto a Brescia. L'annuncio su Facebook del leader leghista e vice premier: la prossima settimana inaugura il primo tratto della Pedemontana con Luca Zaia, c'è bisogno di fare. Elezioni comunali, la Lega si riprende Vittorio Veneto e Antonio Miatto, sindaco al primo turno, ha già pronta la squadra. In campagna elettorale era stata presa di mira sui social commenti sessisti, vere e proprie molestie, ma la trentenne Federica Ortolana è riuscita a diventare il nuovo sindaco di Carbonera. Edivaldo Biadene, il giovane assessore uscente, il candidato consigliere comunale che ha ricevuto più preferenze personali in questa tornata nella Marca, ben 883. Una canzone dedicata alla gioventù trevigiana del 48, gli anni della speranza e della ricostruzione del dopoguerra, a scriverla un inedito Giancarlo Gentilini. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, e dunque ci colleghiamo subito, e lo vedo già in diretta, il nostro Nicola Marcato insieme a Nicoletta Rizzetto si trovano a Cornuda perché nel pomeriggio la bomba d'acqua si è abbattuta non solo a Cornuda ma anche nella vicina Crocetta del Montello con pesanti disagi. Allora raccontaci un po' quello che è accaduto, Nicola, con chi sei in diretta. Proprio così, buonasera a te Nicola e buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo a Cornuda, come vedete qui la pioggia continua incessante. Ci troviamo a Cornuda per una serie di allagamenti che hanno interessato tutto il comune. Sono numerose le case allagate, le cantine, le taverne, gli scantinati e persino la stazione ferroviaria di Cornuda è stata allagata da ben 60 cm di acqua. L'acqua ha invaso per un lungo tratto i binari della ferrovia che risulta ancora essere chiusa. I temporali di questo pomeriggio hanno colpito a macchia di leopardo tutta la Marca, ma qui a Cornuda verso le 16:30 la bomba d'acqua in pochi minuti è stata in grado di allagare molte zone del comune. I vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso sono intervenuti in numerose squadre e stanno procedendo allo svuotamento di numerosi garage e scantinati in via Piave e in via Istria. Oltre ai vigili del fuoco qui ci sono anche numerose squadre della protezione civile e qui con noi abbiamo il sindaco di Cornuda, Gaetano Sartor. Qual è il bilancio? Gaetano Sartori, scusi. Claudio Sartori, chiedo scusa. Qual è il bilancio, sindaco, di questa inondazione? Allora, diciamo che dopo le 3:30 c'è stata questa forte perturbazione che ha interessato la nostra località, ha colpito prevalentemente la zona che vicino alla linea ferroviaria, quindi dal confine tra Cornuda e Levada e verso Nogarè. Quindi tutta la zona della stazione è stata pesantemente colpita, tante case che sono andate sott'acqua, scantinati, uffici e siamo riusciti comunque adesso a risolvere un po' la situazione dopo qualche ora. Non è la prima volta che capitano questi allagamenti in questa zona del comune? Beh, l'anno scorso a luglio avevamo avuto una importante perturbazione che aveva fatto esondare due torrenti, il Rubianco e il Nasson, che fortunatamente oggi non hanno ancora dato problemi, ad eccezione di una zona del Rubianco che è esondato proprio sull'autofficina che era stata colpita anche l'anno scorso della famiglia Zavarise. Dunque gli interventi adesso, i soccorsi dureranno anche per l'intera notte? Beh, speriamo di no, speriamo che in qualche ora ancora di risolvere questi problemi. Certo che la pioggia sta battendo ancora il nostro comune e stiamo adesso controllando alcuni corsi d'acqua che ci preoccupano in maniera importante, soprattutto quello del Nasson che era a un livello molto preoccupante per quanto mi riguarda, ecco. E adesso speriamo che questa acqua che sta venendo giù adesso non sia dello stesso
stesso livello di quella che è accaduta nel pomeriggio, perché altrimenti sarebbe da riprendere tutta una serie di interventi. Ecco. Qui con noi abbiamo anche un altro testimone di quanto accaduto, un residente della zona. Bepi Fasan, sì. Sì, bene, una vita che abito qua, è una vita che vivo con questa paura, con queste paure di queste trombe da. In effetti davanti a casa ho fatto le paratie come a Venezia, perché qua, e malgrado tutto, il comune risponde perché ti aiuta con le griglie più grandi, sicuramente non è che stai fermi, ecco. Cercano di aiutare, però i problemi continuamente i salta fuori, continuamente. Per fortuna che noi altri di questa via qua facciamo la parte un po' della protezione civile, perché quando che piove siamo là con le mani a tirare sullo sporco dei tombini, perché non si può aspettare sempre lo Stato o il comune, cerchiamo di darsi sulle mani finché si riesce a fare, perché c'ho ormai anni comincia a essere tanti che per me, per noi altri, però dai, in qualche modo cerchiamo di arrangiarsi, ecco. Per ora è tutto da Cornuda, Nicoletta Rizzetto e Nicola Marcato, a voi la linea. Grazie allora Nicola Marcato per questo primo flash. Se ci sono aggiornamenti richiedici pure la linea. Avete visto, una situazione pesante, anche perché lo ha raccontato il sindaco Sartor, Claudio Sartor. La stessa zona a luglio era stata colpita proprio da un nubifragio del genere, e una delle officine colpite questa sera era stata colpita già a luglio con pesanti disagi. Adesso l'arresto di uno degli attentatori alla sede della Lega nell'agosto scorso a Villorba. Una organizzazione puntuale di gravità eccezionale, perché se fossero intervenuti soggetti presenti, o comunque la polizia o comunque le forze dell'ordine, sulla prima bomba, ci sarebbe stato lo scoppio della seconda bomba attivabile da un filo sulle scale, e questo avrebbe provocato una strage. Non un atto improvvisato, ma ordigni che potevano uccidere quelli posizionati lo scorso 12 agosto all'esterno del K3, sede provinciale della Lega a Fontane di Villorba. Per quei fatti la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Generale di Venezia, ha arrestato a Marmentino, nel Bresciano, un latitante di 42 anni di origini spagnole, Juan Antonio Fernandez Sorroque, militante anarco-insurrezionalista irreperibile già dal 2017. Ora Sorroque deve rispondere di terrorismo e attentato alla sicurezza dello Stato. Un ordigno serviva ad attirare l'attenzione, l'altro, il cui scoppio era intenzionalmente ritardato, a ferire se non uccidere. Erano bombe artigianali fatte con delle pentole a pressione riempite non solo di polvere pirica in quantità rilevante, ma anche da chiodi, proprio per rendere lo scoppio e quindi le conseguenze dello scoppio particolarmente diffusive nei confronti degli astanti. Fondamentale, sottolineano gli inquirenti, la sinergia tra le Digos di Venezia e Treviso e la collaborazione con la polizia spagnola, che ha portato anche all'arresto per favoreggiamento di un altro noto anarchico bresciano, Manuel Oxoli, 38 anni, accusato di aver coperto la latitanza di Sorroque. È stato proprio pedinando Oxoli che si è arrivati allo Spagnolo. Che Oxoli era molto attento quando si recava sui luoghi di appuntamento, cambiava anche macchina, per cui avevamo allestito tutto un sistema con attività di osservazione dalle colline intorno, che ci ha consentito di seguire man mano il percorso. A carico di Sorroque pesa il ritrovamento a Fontane del suo DNA estrapolato da tracce di sudore. Per la procura è difficile pensare che nell'attuare l'attentato, a firma della cellula Haris Azimielakis, internazionale nera, non abbia avuto dei complici, e per questo le indagini proseguiranno. La soddisfazione, ma anche l'accertamento di un clima pesante, le parole di Luca Zaia oggi, dopo questo arresto. Beh, una bella notizia, ringrazio i magistrati che ci hanno lavorato, ringrazio le forze dell'ordine a 360 gradi che sono impegnate su questo fronte. A noi toglie inquietudine e dà serenità a pensare che si sia identificato il possibile attentatore. Adesso attendiamo poi ovviamente il giudizio del Tribunale e quindi dell'eventuale processo.
Con il fermo del latitante anarchico si stempera il clima di inquietudine piombato su Treviso dopo il ritrovamento dei 2 ordigni davanti al K3, storica sede della Lega nella provincia roccaforte del Carroccio. I big del partito ne sono convinti anche perché le 2 bombe artigianali erano posizionate in modo da creare una vera e propria trappola dagli effetti potenzialmente devastanti se qualcuno avesse fatto scattare l'innesco. Chiunque pensasse di usare la violenza politica è avvisato, commenta Roberto Ciambetti, commissario straordinario della Lega per la Marca. Da questa operazione giunge un segnale importante. Nelle ultime settimane c'è stata un'escalation incredibile di insulti ed accuse pretestuose contro il movimento leghista, con un inaccettabile clima di violenza in crescita, un uso ideale per esagitati e facinorosi che cercano ogni motivazione per dar sfogo al loro rancore ed odio. Ecco l'arresto a Brescia di questo indiziato, conclude Ciambetti, dice che non c'è spazio nella nostra realtà per estremisti, provocatori e violenti. Di brutto clima politico di tensione che potrebbe essere terreno fertile per violenti parla il presidente della regione Zaia. Ma direi di sì, da noi hanno piazzato una bomba presso la sede della Lega di Treviso. Penso che il clima non sia dei migliori, è un clima alimentato molto spesso da demagogia, da fake news e dalla volontà di vedere sempre il vicino di casa come un delinquente, ma poi non è così. Prima di parlare della Pedemontana vi faccio vedere un video che ha girato il nostro Angelo Cimarosti nella zona di Cittadella, perché la situazione evidentemente si è allargata dalla zona di Cornuda che abbiamo raccontato all'inizio del telegiornale. Guardate, questo è il sottopasso di via Kennedy a Cittadella con un'auto intrappolata nell'acqua in un sottopasso che è diventato evidentemente un lago. Questi sono ancora alcuni dei video che se c'è il tempo riusciamo anche a mostrarvi durante il nostro telegiornale per raccontarvi anche di questo maltempo che ha colpito, abbiamo visto la zona del Montello, ma che sta allargando la sua fascia anche nel veneziano, anche nella zona castellana e quindi anche a ridosso del padovano, in questo caso Cittadella. La Pedemontana, la notizia che tutti aspettavano, il primo tratto sarà aperto il 3 giugno prossimo alle ore 12, l'ha reso noto la struttura di progetto dell'infrastruttura dopo che sono stati svolti tutti gli accertamenti necessari dalla concessionaria. L'apertura riguarda il tratto tra la A31 e Braganza, il tratto vicentino, il primo tratto. Domani il concessionario emanerà e pubblicherà l'ordinanza che dà il via all'apertura, che sarà ufficialmente alle 12. Lì ci sarà ovviamente Luca Zaia, ma ci sarà anche il vice premier, leader della Lega, Matteo Salvini, che già aveva preannunciato questa apertura del primo tratto nel pomeriggio con un videomessaggio su Facebook. Guardate. Io settimana prossima sarò insieme a Luca Zaia in Veneto a inaugurare il primo tratto della Pedemontana che farà viaggiare più velocemente tantissimi lavoratori, camionisti, imprenditori. C'è bisogno di fare, di costruire, di inquinare di meno, di spendere di meno e di viaggiare più velocemente in sicurezza. Quindi questo, l'Italia ha un'economia sana. Queste le parole di Salvini e restiamo in tema Lega per parlare delle elezioni comunali. Ieri abbiamo dato tutto il resoconto della situazione non solo per le elezioni europee ma anche per le elezioni comunali, che hanno riflettuto il trionfo in gran parte dei comuni più importanti della Lega, i comuni più attesi, non in tutti, li vedremo, ma ad esempio Vittorio Veneto con una vittoria al primo turno schiacciante per Antonio Miatto, che adesso ha già in mente la sua squadra. I brindisi e i cori in piazza. A Vittorio Veneto un successo di queste proporzioni al primo turno non se l'aspettava nemmeno la Lega, quasi colta alla sprovvista da quel 56,37% che ha più che doppiato il risultato del centro-sinistra. Una vittoria chiara già poco prima delle 18, quando a 28 sezioni scrutinate su 33 si è avuta la certezza matematica. Tony Miatto è il nuovo sindaco e nella sede del Carroccio scatta l'applauso. E dopo la festa, il selfie e notte fonda, quando Miatto comincia a pensare a cosa lo attende nella sua prima giornata da sindaco. Ho già un problema col palazzetto dello sport, che è stato occupato contemporaneamente da più squadre con manifestazioni importanti che vanno a coincidere. Domani mattina avrò già quindi il primo problema da risolvere. E poi c'è da pensare alla squadra di governo della città. È importantissimo pensare alla squadra, cosa che ho già fatto. Mi manca
manca solo il chiedere la disponibilità delle persone che ho pensato che dovranno aiutarmi come assessori o anche come consiglieri delegati, perché appunto la nostra città rasenta i 30.000 ma è sotto i 30.000, quindi dovrò accontentarmi di 5 assessori. Assessori che verranno affiancati nella squadra che Niato ha in mente dal team di giovani che lo ha sostenuto nella campagna elettorale. Formeranno delle squadre a supporto degli assessori. Questo mi concederà di poter alleggerire i pochi assessori di tutti i compiti che li graveranno in questa amministrazione, in questa tornata amministrativa, e nello stesso tempo avrei modo di preparare i giovani a un'esperienza quinquennale dove conosceranno le modalità amministrative e ci concederanno fra 5 anni di poter passare il testimone a giovani preparati. A Mogliano davvero un pugno di voti ha separato il candidato del centrodestra Bortolato dalla vittoria e allora ci si giocherà tutto al ballottaggio, a caccia allora degli indecisi. Allora sti dati qua sono al ballottaggio per 88 voti a Mogliano Veneto, unico comune della Marca, conteggia scheda su scheda fino a sera, ma il verdetto non cambia. I cittadini dovranno tornare alle urne tra 15 giorni per scegliere il sindaco tra Davide Bortolato, candidato del centrodestra, fermatosi al 49,42% dei consensi, e l'uscente Carola Arena, rappresentante del centrosinistra, che si è assestata al 44,18%. Sì, è stato un bel risultato, una voglia di cambiamento dei moglianesi. Purtroppo per una manciata di voti non siamo passati al primo turno. Dispiace che si vada al ballottaggio e dispiace far spendere altri soldi ai cittadini. Non mi aspettavo nulla, o meglio, ero consapevole che andando insieme alle europee sicuramente le variabili in campo erano molte e quindi era difficile fare un pronostico, sinceramente. Per Bortolato il ballottaggio non è che tempo perso. Per Arena tra 15 giorni si giocherà tutta un'altra partita. Si riparte da zero, questo l'ho imparato perché anche l'altra volta ho affrontato un ballottaggio, quindi questi ultimi 15 giorni vanno assolutamente spesi per riprendere il nostro lavoro, che di fatto non è mai cessato, e per parlare con i cittadini di Mogliano delle proposte che abbiamo per Mogliano. L'ago della bilancia è ora il Movimento 5 Stelle. La candidata Roberta Longhin ha raccolto circa 1 migliaio di voti, il 6,39%. Ci sarà inoltre da capire perché tante schede bianche o nulle e convincere chi domenica alle urne non c'è proprio andato. La nostra forza è il programma, c'è stata questa coalizione forte che si è unita attorno a un programma e siamo sicuri che si farà bene anche fra 15 giorni. Lavoreremo sul programma come abbiamo fatto fino a qui, manterremo una campagna alta senza colpi bassi e convinceremo soprattutto tanti che non sono andati a votare. Noi ci separiamo per pochi secondi, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente, il telegiornale di Treviso continua il nostro viaggio tra i nuovi sindaci, come la giovane Federica Ortolan di Carbonera, che ha sconfitto anche tutti quelli che con pesanti insulti sui social la ritenevano inadatta a questo ruolo. Federica Ortolan, 30 anni, con la lista È ora di fare, che unisce Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, è il nuovo sindaco di Carbonera. La Ortolan ha sbaragliato la concorrenza con il 49,8% delle preferenze. L'esponente del Carroccio distanzia di quasi 1000 voti il primo cittadino uscente, Gabriele Mattiuzzo, che non va oltre il 33,9%, e il candidato Ruggero Bonaccina, che si ferma al 16,3%. Se l'aspettava una vittoria così clamorosa? No, non me l'aspettavo una vittoria così, però ringrazio tutti i cittadini per aver dato fiducia a me e alla mia squadra. È stata una bella campagna elettorale perché comunque ci siamo confrontati con i cittadini che ci hanno dato tanti suggerimenti. Dal punto di vista umano comunque c'è sempre un po' l'attrito fra concorrenti, però tutto sommato si è svolta comunque all'insegna della lealtà e del rispetto. Un successo per nulla scontato, visto che la neosindaco era stata attaccata più volte sui social network in campagna elettorale, tanto da spingere Federica Ortolan a denunciare pubblicamente gli insulti sessisti ricevuti. Per qualcuno era troppo giovane per fare il sindaco. L'elezione adesso, per la mamma sindaco, è una possibilità di riscatto.
Dopo essere stata presa di mira sui social e anche nella vita quotidiana, cercherò di dare il massimo per dimostrare di essere capace di condurre questo comune e con me anche tutta la mia squadra. Altra donna sindaco, altro caso particolare, quello di Paola Roma, che è tornata a guidare Ponte di Piave 8 mesi dopo il commissariamento. La voce è 9 mesi di campagna elettorale dal 24 agosto 2018 ad oggi. La voce rauca è conseguente alla serata di festa, ma non solo. Per Paola Roma, riconfermata la guida del comune di Ponte di Piave dopo 8 mesi di commissariamento, la campagna elettorale è stata lunga e difficile, nonostante il vento in poppa della Lega che ha sostenuto la sua lista Vivi Ponte. La caduta clamorosa della giunta lo scorso agosto, dopo le dimissioni in massa di mezzo consiglio comunale in aperto contrasto con il sindaco, è una ferita per la quale Paola Roma si è ampiamente presa la rivincita, con oltre il 59% delle preferenze ed un'affluenza che ha sfiorato il 70%. Una grandissima soddisfazione, ringrazio i miei cittadini per la fiducia che ci hanno dato. Ripartiamo da qui rimboccandoci le maniche e portando avanti quello che erano i nostri programmi. Visti i precedenti, grande attenzione ora per il sindaco nella scelta della squadra. La squadra è composta da persone di esperienza e da nuove energie. Utilizzeremo le persone della squadra perché sono persone che hanno della competenza e ognuno ha una professionalità a disposizione dei cittadini di Ponte di Piave. Tra esse i 5 fedelissimi che le sono rimasti accanto nel momento più difficile. 5 persone che erano già nell'amministrazione precedente, che non mi hanno tradito, hanno avuto fiducia di me, ma soprattutto non hanno tradito i cittadini. E da oggi si torna al lavoro. Ripartiamo dalle cose che erano già in programma: la pista ciclabile di via Chiesa, Negrisia, la rotonda di Levada che andrà avanti, le asfaltature che erano ferme soprattutto nella zona industriale, e poi continuiamo con quelli che erano già i nostri progetti, a partire dalla pista di atletica da rifare nello stadio comunale. E poi c'è il candidato consigliere più votato di tutta la Marca e lo andiamo a trovare a Valdobbiadene. 20:45 vi aspettiamo presso la sede della Proloco di Santo Stefano per la presentazione. Altro che campagna elettorale 2.0, Tommaso Razzolini, 28 anni appena assessore al turismo uscente di Valdobbiadene, è stato il più votato come consigliere comunale nell'intera Marca trevigiana. 883 preferenze personali raccolte grazie a un mix di metodi vecchi e nuovi, compreso l'inossidabile porta a porta. Il porta a porta è comunque il più importante, ecco, e sicuramente la gente, anche se poi magari ti vota, comunque ha sempre piacere che tu la vada a trovare, che non ti dimentichi di fare un passaggio per un caffè, per un buon calice di vino di Valdobbiadene CG e così. Valdobbiadene terra dei record, visto che la seconda più votata della provincia è una compagna di lista di Razzolini, anche lei assessore uscente, Martina Bertelle, che si è fermata, per così dire, a 632 preferenze. Quasi 900 per un comune di 10.000 abitanti è moltissimo. Il 15% dei votanti valdobbiadenesi, sì, tanti. Ero già soddisfatto arrivare a 500, 400, 500 voti, 883 è una cosa proprio inaspettata. Qual è il segreto? Oddio, il segreto è la costanza e l'impegno in tutti i giorni per quello che riguarda l'amministrazione comunale, dialogare con le persone e, insomma, dimostrarsi sempre disponibili, socievoli con tutti, con i giovani, con gli anziani. Un tesoretto di consenso che tuttavia non monta la testa a Tommaso in politica da quando aveva 15 anni. Adesso cosa si aspetta, visto questo risultato? Adesso mi aspetto di lavorare per altri 5 anni a fianco della mia giunta, della mia amministrazione, del sindaco fregonese. E poi chissà tra 5 anni? Insomma, se sono rose fioriranno. E adesso un Giancarlo Gentilini, a proposito di amministratori e ex amministratori, ma in questo caso in veste di cantautore, una canzone dedicata alla gioventù trevigiana del 1948, gli anni della speranza, della ricostruzione dopo la guerra, e a scriverla un inedito Giancarlo Gentilini, che da sceriffo diventa anche cantautore. Sentiamolo. Lenta scorreva la Piavesella, che della nostra via è la gran stella. È una versione inedita quella che Giancarlo Gentilini offre di sé attraverso questa canzone che ricorda la gioventù trevigiana del 1948. Lenta scorreva
vedi, al Chiodo nel 1948 c'erano 40 ragazzi e ragazze. In queste 40 ragazzi sono nati amori, simpatie, litigi, e un giorno decidemmo una cosa: perché non creiamo un inno, una canzone per la gioventù e la Piavesella del 1948? Allora diversi si offrirono, ma chi rimase col cerino in mano? Gentilini Giancarlo, perché aveva studiato musica e suonava chitarra e mandolino. Ci daremo un bacino d'amore. Fu così che il giovane Gentilini si mise al lavoro, ne nacque questa canzone che ora, a quasi 70 anni di distanza, con la collaborazione del maestro Giorgio Fava, è stata registrata affinché quello spaccato di gioventù trevigiana non andasse perduto. Nella speranza che piaccia, perché quello è il pezzo della nostra gioventù del 1948. E adesso ascoltatela. È la banda tarata, è la banda tarata, con la sua bella gioventù, sempre avanti, perché indietro non tornerà più, e cantando con passione. Davvero un inedito Giancarlo Gentilini, dai sorrisi. Però adesso torniamo al disagio che stanno vivendo molte persone a Cornuda in questo momento. Siamo con Nicola Marcato di nuovo e Nicoletta Rizzetto lo sta riprendendo la parte tecnica. Vedo che sei con un ospite, sei nella zona... Da Cornuda. Sì, sei nella zona forse più colpita. Siamo qui a Cornuda in diretta, ecco, in via Zanini, qui c'è... Sì, la situazione comincia a preoccupare sempre di più perché la pioggia ha aumentato di intensità. Ci troviamo in via Zanini, in un'officina meccanica che purtroppo è stata già colpita in passato da altri nubifragi. Nemmeno l'anno scorso, siamo a distanza di nemmeno un anno, ci ritroviamo nella stessa identica situazione. La differenza l'anno scorso, dispiaciuto, quest'anno arrabbiato, perché bisogna trovare delle soluzioni e qualcuno deve pagare questa volta. Quanti centimetri in poco tempo mi dicevano? Abbiamo avuto 45 centimetri in questo dove siamo adesso. Danni? L'altra volta 90.000, adesso siamo intorno ai 70, perché ho salvato qualcosina. Fortunatamente è accaduto quando voi eravate presenti qui in fabbrica? Sì, con clienti e paura. Paura perché l'acqua è salita in 10 minuti. Per ora è tutto qui da Cornuda, restituisco la linea. Scusami, Nicola, scusami, mi senti? Mi senti Nicola? Sì, no, allora volevo chiedere, è la stessa officina che l'anno scorso subì diversi danni, no? Dice, ma chi deve pagare? Volevo chiedere questo, insomma, lei ha detto qualcuno deve pagare, chi? Qualcuno deve pagare, chi deve pagare? Chi di dovere? Chi di dovere? Non lo so, ci sarà nelle sedi opportune chi dovrà rispondere. Questi problemi capitano già, sono già capitati e voi avevate chiesto delle soluzioni? Abbiamo chiesto delle soluzioni, è da un anno che chiediamo una soluzione delle pulizie, una manutenzione del fossato fatta l'anno scorso in emergenza e da allora non è successo più niente. Grazie allora, grazie Nicola Marcato, ovviamente la rabbia è forte. Mi senti? Sì, la rabbia è forte, allora... la gente qui è esaurita, non ne può più. Certo, ok, allora adesso grazie allora Nicola Marcato, grazie anche a Nicoletta Rizzetto che continueranno a raccontarci anche nelle prossime ore cosa sta accadendo a Cornuda, registrare insomma la voce delle persone in quelle zone. Siamo in chiusura e vi lascio allora alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione si allontana lentamente dalle nostre regioni. Nella giornata di mercoledì, tuttavia, il tempo risulterà ancora perturbato.
Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo piogge piuttosto frequenti, localmente anche intense. Entro la serata comunque è previsto un lento miglioramento con fenomeni in cessazione pressoché ovunque. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra 14 e 17 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con rovesci diffusi un po' su tutti i settori, ma anche in questo caso risulteranno in attenuazione quasi dappertutto durante le ore notturne. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 16 e 17 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui avremo precipitazioni diffuse ovunque, ma entro la nottata la tendenza sarà per un generale miglioramento. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.